C'è poco da stare allegri, ragazzi. Sembra proprio che sarà ufficiale in questi giorni, oggi, domani, dopodomani, fra 4 giorni, non lo sappiamo, ma dopo il Here We Go di ieri sembra proprio che siamo in procinto di. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli? Non so voi cosa ne pensate, ma io sono ancora abbastanza stranito e attonito da questa cosa. Scrivetemelo nei commenti, parliamone, diteci la vostra, perché io sono, ripeto, ancora un po' stranito da questa scelta. Dopo vi spiegherò anche il perché. Sembra che oggi ci sarà un incontro, oppure è in corso già un incontro con la dirigenza del Milan, con Allegri, per liberarsi da degli sgravi contrattuali e poter essere quindi libero di firmare un contratto biennale col Napoli che lo legherà per i prossimi ovviamente 2 anni a 5 milioni l'anno. E io non capisco il senso di questa scelta. Ve lo spiego molto semplicemente. Oddio, semplicemente. Ve lo spiego. Ve lo spiego perché io cerco di analizzare i fatti. Analizzo i fatti però dell'attualità, perché dalla stampa e da tante persone, sportivi e non, tifosi faziosi, rossoneri, juventini, napoletani, si parla di Allegri come una scelta vincente, perché è un allenatore vincente, che è uno degli allenatori più vincenti in Italia. Sì, ma quale Allegri? Quale dei due Allegri? Quello di 10 anni fa o quello di adesso? Perché se facciamo un discorso di Allegri di 10 anni fa, allora io sono d'accordo con voi. Allegri ha vinto col Milan, Allegri ha fatto tanto alla corte rossonera, 2011, 2012, perfetto. Allegri ha vinto con la Juventus succedendo a Conte, guarda un po' poi la storia come si ripete. E ha continuato la sfilza di scudetti vinti in casa bianconera, arrivando poi ai famosi 9 scudetti. È arrivato, ha fatto delle cavalcate importanti in Champions League, arrivando a 2 finali, tutte e 2 perse, ma questo è un altro discorso. Comunque ci è arrivato, ha fatto dei campionati egregi, ha avuto alla corte juventina dei campioni, per dire Tevez, Mandžukić, per citarne alcuni. Sono d'accordo, è stato un grande allenatore in quell'epoca lì, appunto, in quell'epoca calcistica lì. Ragazzi, Allegri, dopo 2 anni in cui non è esercitato, 2 anni in cui non ha allenato, Allegri è rimasto ancorato ai dettami tattici di un calcio che si evolve anno dopo anno. Allegri viene richiamato per la Juventus bis post Pirlo e Sarri, fa un triennio in cui azzecca, non dico tutte figure di merda, ma quasi. Comunque non arriva a degli obiettivi. Se poi per voi l'obiettivo della Juventus in quegli anni in cui viene rifondato, viene rimesso in gioco l'instant team con i vari acquisti, e ricordiamoci di Maria, acquisti sbagliati, Rabiot, ricordiamoci quello sbagliato di Pogba, ma è stato comunque avallato dall'allenatore, è stato avallato da Max, dall'Acciughina, perché si doveva arrivare a un instant team che doveva ritornare a vincere secondo dettami tattici e dettami di gioco del passato. E quindi doveva vincere. La Juventus nel triennio bis di Allegri doveva per vincere lo scudetto. Allegri non è stato mai vicino alla lotta per vincere lo scudetto, mai. Quindi quando mi viene detto Allegri porta l'obiettivo a casa, quale obiettivo? Quello minimo o quello massimo? O quello per cui è stato preso? Allegri da quando è tornato alla Juventus, fino ad oggi, quindi stiamo parlando di 5-6 anni, ad ogni anno ha preso 5 milioni l'anno, se non qualcosa in più. Quindi stiamo parlando di quasi 20, anche qualcosa in più di 25 milioni di euro per vincere una Coppa Italia. Per vincere la Coppa Italia nell'ultimo anno del suo triennio bis bianconero. Questo ha fatto Allegri, facendo figure di merda in Champions League, uscendo col Maccabi Haifa, o Maccabi Tel Aviv, col Maccabi, con 3 punti in un girone di Champions League. Ma voi mi direte, ma Conte che cosa ha fatto? Conte che cosa ha fatto con Napoli? Sono d'accordo, sono d'accordissimo,
Ma voi mi state parlando però, mi state dicendo che Allegri è un vincente. Allegri è il non plus ultra degli allenatori in Italia. No, ripeto, analizziamo i fatti, analizziamo l'allenatore, analizziamo l'attualità. L'attualità ci dice che Massimiliano Allegri in questo preciso momento non è una certezza. Massimiliano Allegri tu lo prendi, se avessimo preso Allegri di 10 anni fa, di 8 anni fa, vi avrei detto cazzarola, siamo andati a prendere Allegri. Si continua a vincere, si punta a vincere. Invece no, oggi non vi posso dare questa risposta qui, perché Allegri sui fatti ci ha dimostrato che lui gioca un calcio vecchio, un calcio anacronistico, un calcio individualista, un calcio che non appartiene più allo sport di oggi, un calcio che non appartiene più al modo di giocare di oggi nel mondo calcistico, nel panorama europeo, nel panorama italiano. Non esiste più quel calcio lì. Un calcio attendista, un calcio individualista, un calcio di... Il calcio è semplice. No, così lui risponde, il calcio è semplice, basta che si passano la palla i giocatori della squadra dello stesso colore e si arriva in porta. Non è così, non è così, ragazzi, non è così. E quello che mi fa più paura è che noi stiamo perdendo, con questa scelta qui, che per me io la reputo scellerata, stiamo perdendo di vista il focus di quello che è il Napoli e di che è il Napoli. Il Napoli è una squadra che da Benitez a oggi ha sempre giocato in una certa maniera. Stiamo sgretolando il nostro DNA. Stiamo sgretolando il nostro DNA prendendo un allenatore che per lui è vincere è l'unica cosa che conta. E non è così, perché il Napoli non è... Ricordiamoci il nostro slogan, ok? Ricordiamo il nostro slogan anche sullo stadio, sulla Maradona, al di là del risultato. Perché a noi, oltre a vincere, ci fa piacere giocare, ci fa piacere partecipare, ci fa piacere vedere, gioire, emozionarci. Non è il trofeo, certo, se arriva, perfetto, siamo tutti più contenti, ma non è il trofeo il fine. Il fine è il divertimento, il fine è il potersi emozionare ed entusiasmarsi. Con Allegri tutto questo si fa benedire, si va a far benedire. Ed ecco che avrei accettato anche italiano o non solo italiano, anche un qualsiasi altro pincopallino qualsiasi, ma non tanto per il modo di giocare e il modo offensivo che può portarti un allenatore quanto l'altro, ma perché dietro c'è un progetto, c'è una crescita, c'è un progetto a lungo termine, c'è un voler aumentare le idee, avere un'identità. Con Allegri tutto questo non lo vedo. Io non lo vedo, io vedo un encefalogramma piatto. Mi viene detto che Allegri è un gestore, ma gestore di che? Gestore di che? Il Napoli non ha bisogno di gestori in questo momento. Il Napoli non è una squadra di campioni in questo momento, tranne 2 o 3 giocatori che sono a livello europeo fortissimi, De Bruyne, Højlund, ma Højlund ha bisogno di crescere, McTominay, ok, ma poi sono tutti giocatori che devono essere allenati, non gestiti. Sono tutti è una rosa che deve essere allenata a giocare bene, a giocare in un certo modo. Cosa deve gestire Allegri? Cosa gestisce? Io ho anche la paura che vengano snaturati determinati giocatori. Ho la paura che venga utilizzata una tattica, ma quello poi non metto bocca, perché ovviamente io faccio un altro mestiere, Allegri è l'allenatore, e quindi è giusto che lui stia lì e io sto qua a fare dei video. Però ho paura che vengano snaturati i nostri esterni. Ho paura di come il Napoli potrebbe giocare. Il Napoli ha una struttura ben consolidata, che poi quest'anno è stata un po' snaturata per altri problemi, ma una struttura ben consolidata. E io ho paura che questa struttura venga fatta sgretolare, ok? Venga persa.
non capisco il senso, non capisco il perché di voler andare a puntare su un allenatore che non è riuscito, non ha meritato la conquista della Champions League per l'anno prossimo sul campo col Milan e noi gliela serviamo sul piatto d'argento. Ma Max, non ti preoccupare, se non sei riuscito col Milan vieni da noi, ti diamo 5 milioni l'anno e ti diamo pure il posto in Champions. Qual è il problema? E invece di andare a puntare su allenatori giovani, freschi, con idee, con inventiva, con un progetto nella testa, un'idea di pensiero, noi no, invece dobbiamo andare ad ancorarci su Massimiliano Allegri che si è fermato al 2018-2019 e non si è inventato, non si è reinventato, non si è aggiornato come hanno fatto tanti suoi colleghi. Spalletti, quando è ritornato dopo i 2 anni sabbatici, è venuto da noi e ha vinto il campionato in una maniera completamente diversa rispetto a quello che era Spalletti di un tempo. Conte lo stesso e tanti altri allenatori. Lui è rimasto lì ancorato in quel calcio anacronistico, in quel calcio individualista, in quel calcio brutto da vedere, brutto che è fuori tempo. Ecco, è un calcio fuori tempo. Questo è. Ecco perché io non capisco. Ditemelo voi nei commenti, ragazzi. Poi aggiungo l'ultima cosa. Questo è un discorso professionale, un discorso di Allegri allenatore. Ma Allegri, per quanto mi riguarda, incarna tutto ciò che è antietico. Tutto quello che è antietico a livello di persona intendo persona pubblica, personaggio pubblico, ok? Per me è Allegri. Una persona che in conferenza stampa ti manda a farsi benedire o ti risponde male o ricordiamoci l'alterco che c'è stato con Spalletti dopo il 5-1, il discorso dei saluti con il saluto agli allenatori, le varie liti che ci sono state in TV, le varie liti che ci sono state nelle conferenze stampa, la lite che c'è stata con Oriali, per non arrivare poi alla pallonata di Lavezzi, ma quello è un altro discorso. E a me, onestamente, lo dico molto sinceramente, mi dà fastidio vederlo sulla panchina del Napoli. Mi dà enormemente fastidio vedere quel personaggio lì e quell'allenatore lì sulla panchina del Napoli. Poi è ovvio che se dovesse arrivare l'ufficialità, Allegri è l'allenatore del Napoli e io lo sosterrò perché è l'allenatore della mia squadra, ma di certo non posso dire di essere felice di averlo come allenatore. Poi il sostegno viene a prescindere. Ora voi mi direte, e se vince Allegri, poi salirai sul carro, ti farai per Allegri, sarai contento? Sì, sono contento, ma tutto ciò non cambia il mio pensiero, non cambia quello che io ho analizzato in questi anni e vi dico, può pure vincere dei trofei, perfetto, mi fa piacerissimo, ma tutto ciò che io penso in questo momento lo porterò avanti da adesso fino a quando Allegri non sarà più l'allenatore del Napoli, perché è quello che penso. Poi spero di ricredermi, spero che Massimiliano Allegri mi faccia ricredere e spero che De Laurentiis abbia per ancora una volta ragione. Ragazzi, diteci voi nei commenti cosa ne pensate e attendiamo questa ufficialità con tanto entusiasmo.